ne sono diventata parte un po' per caso, solo tramite grazie veramente a un annuncio sponsorizzato su Facebook che mi è comparso sulla bacheca, e io, siccome sono un po' curiosa, ho deciso di aprire ed esplorare, e da lì, mi pare fosse luglio, sono cominciati gli incontri. Le cose si sono volute e un mese e mezzo fa abbiamo fondato appunto l'associazione Sardinian Embassy of London, che al momento conta solo pochi iscritti, ma che speriamo sicuramente si espanda molto presto, anche grazie all'evento di oggi, che è sicuramente importante, da una parte perché ci ha permesso di entrare in contatto con persone nuove che ancora non eravamo stati in grado di raggiungere, e dall'altra parte anche perché ci permette probabilmente di far capire anche in maniera più chiara la differenza tra il progetto Sardinia Everywhere e l'associazione Sardinian Embassy of London, che al momento si sono distinte e sono in realtà due organismi totalmente diversi. Sardinia Everywhere è veramente il progetto regionale che si sta occupando di spingere non solo le associazioni qui in UK, ma in generale tutti i circoli a livello europeo, mentre invece Sardinia Embassy of London è realmente in questo momento l'unica associazione di sardi a Londra. Quello che ci auguriamo noi è sicuramente di appunto raggiungere un alto numero di iscritti il più presto possibile, perché solo unendoci e unendo più che altro le nostre competenze e le nostre visioni di ciò che vorremmo riportare alla Sardegna, ciò che vorremmo ottenere dalla Sardegna anche ora che siamo fuori, solo così potremo veramente riuscire a costruire qualcosa veramente di positivo. Le idee sono tante, il tempo è poco, le risorse sono ancora più scarse, però si sta parlando di progetti a lungo termine. Di sicuro non sono cose che succederanno dall'oggi al domani, ma come me ci sono tante altre persone giovani e interessate e coinvolte, per cui sono sicura che riusciremo a raggiungere degli obiettivi, seppure piccoli, passo dopo passo, e insomma ci auguriamo che tutti quanti, gran parte dei sardi, insomma, a Londra o in UK in generale, siano in grado e abbiano voglia di coinvolgersi, di essere coinvolti e di farne parte.